Va ora in onda Filo Diretto. È l'appuntamento con la Lega Nord Liguria e quindi buongiorno e benvenuta sulle nostre frequenze a Sonia Viale. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tanti di voi vi ho incontrato a Pontida, al gazebo della Lega Nord Liguria. Mi fa piacere incontrarvi e sapere che ci seguite da questi microfoni di Radio Padania. È motivo insomma di soddisfazione, perché vuol dire che insomma anche sentir parlare della nostra Liguria fa piacere a chi abita in Piemonte, Lombardia, Veneto, insomma in ogni luogo dove si sente la nostra radio. Oggi io volevo farvi conoscere di più i candidati sindaci della Lega in Liguria, delle 3 città più importanti che vanno al voto, dove la Lega è riuscita ad avere propri candidati sindaci, e questo io penso insomma che sia motivo di soddisfazione per tutte le persone leghiste che sono in ascolto. Dovremmo iniziare tra poco dal candidato sindaco donna, già sindaco di Albenga, ricandidata a capo della coalizione, Rosi Guarnieri. Tra l'altro siamo reduci da una giornata, da una serata passata con Salvini. Abbiamo fatto un bellissimo comizio in Piazza del Popolo, tanta partecipazione, tanto entusiasmo per la nostra Guarnieri. Vediamo se siamo riusciti a avere il collegamento con lei. Pronto? Sì, pronto, ciao Sonia, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Rosi Guarnieri, la voce è ritornata perché ti è andata via per un po' di tempo. È ritornata ma è di nuovo andata via, sì. Troppo parlare, troppo confronti e comunque una campagna elettorale molto vivace, con qualche veleno, ma poco importa. Noi andiamo avanti. Ma certo, i tuoi temi sono forti, legati a questioni di vita quotidiana, quindi non tematiche astratte, ma legate all'acqua, alla vivibilità, alla sicurezza della tua città, insomma tutto ciò che i cittadini di Albenga ben conoscono, perché nei tuoi anni di amministrazione Albenga è cambiata. Sì, Albenga è cambiata e credo che la serata, come ricordavi poc'anzi, trascorsa in Piazza del Popolo con Salvini, che la partecipazione ha dimostrato che la gente ha apprezzato il nostro modo di lavorare, il nostro modo di lottare anche contro i mulini a vento, ma di tentare di garantire maggiore sicurezza, e il nostro modo di abbellire la città con la passione che solitamente impieghiamo noi della Lega quando amministriamo le nostre città. Amare la propria città, è questa la sostanza che ci unisce, la sostanza che ci rafforza nel impegnarci per la nostra realtà. Certo, uno dei temi forti della tua campagna elettorale qual è? Il tema forte è proprio l'argomento che purtroppo mi ha mandato a casa, perché stavo lavorando per far diventare l'acquedotto a gestione privata da oltre 20 anni a pubblico, facendo entrare il comune di Albenga in una società interamente pubblica col comune di Alassio, Leigueglia e Villanova. Questo anche per garantire un sistema idrico integrato completo con tariffe a carico del cittadino sostenibili, perché purtroppo Albenga è ricchissima d'acqua, ma un servizio di acquedottistico molto molto caro, 0,75 euro a metro cubo, che per realtà come Milano o altre potrebbe sembrare poco come tariffa, ma per la Liguria è considerato che il comune di Alassio e i cittadini di Alassio pagano 0,25 euro a metro cubo, confronto a quella di Albenga, è veramente troppa come costo, troppo come costo. Quindi volevo far diventare l'acqua a gestione pubblica e ridurre ai miei concittadini la tariffa del 50%. È quello che farò immediatamente appena sarò rieletta sindaco della città di Albenga. Quando un sindaco della Lega, ma un sindaco come te, dice una cosa, la mantiene, e lo sappiamo, qual è la determinazione
E quindi come su questi temi non essere d'accordo con la tua impostazione? Non parliamo degli altri tuoi candidati avversari perché diciamo non meritano una pubblicità neppure in diretta. Noi siamo ovviamente con te, c'è un point elettorale sempre aperto, se ci ricordi l'indirizzo, gli orari di apertura e i tuoi prossimi appuntamenti pubblici, perché magari anche questo weekend di estivo quasi, perché insomma c'è sole in Liguria, c'è un bel sole, vedremo poi le previsioni, magari ti potranno anche venire a incontrare i nostri amici dalla Lombardia, Veneto o Piemonte per farti ancora più coraggio di quello che tu hai. Certo Sonia, ti ringrazio per questa opportunità, perché effettivamente ad Albenga risiedono molti cittadini lombardi, ma che si sono da poco trasferiti o perlomeno vivono a Albenga soltanto per un semestre estivo. Quindi quei cittadini, se vogliono confrontarsi e portarci delle proposte, potranno trovarci al point in Via dei Mille, angolo via Milite Ignoto, dalle ore 10 alle ore 20. Ci siamo tutti i giorni, nel weekend, sabato e domenica, avremo 2 gazebi, uno in Piazza del Popolo e uno in un rione frazionale, in modo da poter incontrare anche chi vive nella periferia di Albenga. Vogliamo raggiungere tutti i nostri concittadini, tutti gli elettori, appunto per far sapere loro quello che ancora non sanno, perché 3 anni e mezzo di amministrazione sono stati veramente impegnativi, ne abbiamo fatto tante cose che per un tempo che è solitamente tiranno non siamo riusciti a far conoscere, a far sapere alla nostra gente. Questa è l'opportunità giusta per portare l'informazione. Bene, grazie allora Rosy Guarnieri, candidato sindaco ad Albenga, una delle città più importanti che in Liguria vanno al voto. È una coalizione, quella alla quale tu sei a capo, e io sono molto soddisfatta, insomma, perché questo significa che la tua amministrazione è sostenuta dalla coalizione che già aveva contribuito al tuo successo al primo mandato. Significa che da parte di tutti c'è stata la testimonianza e la conferma che sei stato un ottimo sindaco per la città di Albenga, e saranno solamente i cittadini a dover giudicare, come è giusto che sia, l'operato di un sindaco. Allora, forza, gli ultimi giorni di campagna elettorale, buon lavoro. Grazie Sonia. E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Effettivamente è una coalizione formata da 4 liste, 2 partiti, che Forza Italia e Lega Nord, e 2 civiche, una interamente di giovani e una di persone di ogni età che non hanno mai fatto politica, anzi forse il loro pensare non è tutto di centrodestra, ma hanno voluto unirsi a me per impegnarsi e per scegliere Albenga. Infatti la lista si chiama proprio Scelgo Albenga. Grazie e a presto, buon lavoro. Sì. Grazie, ecco, buona giornata. Ciao. Abbiamo sentito la nostra prima candidata sindaco della Liguria. Tra qualche istante dovremo avere in collegamento anche Gabriele Vecchia, candidato sindaco, lista monocolore Lega Nord a Rapallo, altra città molto importante. A me fa piacere parlare di queste città dai microfoni di Radio Padania. Io so che molte delle persone che vivono in Lombardia, in Piemonte, hanno amici in quelle realtà, conoscono, e quindi possono fare campagna elettorale a distanza anche per i nostri candidati sindaci liguri, e quindi è importante che li conosciate sempre di più. Quindi chiedo se il nostro Gabriele Vecchia è in collegamento con noi. Al momento, Sonia, c'è qualche problema con il collegamento che stiamo comunque cercando di risolvere, però al momento non è con noi Gabriele Vecchi. Allora io faccio una sottolineatura. In questi istanti e in questi momenti abbiamo l'onore di avere il Presidente del Consiglio dei Ministri, per caso Renzi, a Genova, e la sua giornata è iniziata
all'IT, che è un istituto molto prestigioso, tra l'altro nato durante un governo dove la Lega era presente, quindi in maggioranza, all'istituto IT, e poi ha fatto varie visite ed è stato contestato, udite udite, da chi? Dai lavoratori di Ansaldo e della Piaggio. Gabriele Vecchi è con noi. Stranamente però non ha avuto nessuna contestazione dai centri sociali, cosa che invece è puntualmente accaduta quando Salvini sabato ha tenuto il suo Basta Euro Tour, che è stato un enorme successo a Palazzo Ducale a Genova, dove è stato accolto da una banda di facinorosi dei centri sociali, che ancora oggi noi ci domandiamo ma da chi sono mantenuti questi qua, che avevano degli sficioni e che tra l'altro poi hanno anche occupato parecchio spazio sui giornali, manco fosse stata la loro manifestazione. Bene, questi centri sociali ad accogliere Renzi non li abbiamo visti, ma scusate, ma questi, ma veramente chi li manda? Perché se c'è un governo, prima quello di Monti e poi questo, che ha ammazzato i diritti dei lavoratori, vedi legge Fornero, che sta uccidendo il futuro dei nostri giovani, che sta facendo di tutto anche per cancellare un popolo con tutto quello che si sta verificando sulle nostre coste, e non abbiamo uno di questi, dei centri sociali, a dire beh, abbiamo però la protesta dei lavoratori, che non sono venuti a protestare contro la Lega, però vanno a protestare contro Renzi, e io direi che questa, per quanto ci riguarda, è una medaglia, perché noi dai lavoratori andiamo per ascoltare i problemi. Quando viene Salvini in Liguria va a visitare la Bombardier, perché quando è venuto da noi settimana scorsa è andato a visitare la fabbrica Bombardier a Vado Ligure, vuole sempre incontrare i lavoratori, e lì lui non riceve contestazioni, lui ascolta e poi prova a risolvere i problemi. Invece persone come Renzi si ritrovano come contestatori i lavoratori, perché è quello che raccolgono con il loro scarso impegno a difendere i diritti dei lavoratori. E devo dire che anche Gabriele Vecchi, il nostro candidato sindaco, era presente sabato al Basta Euro Tour a Genova, a Palazzo Ducale, e da lui sentiremo anche la sua impressione. Pronto Gabriele, buongiorno. Buongiorno Tania, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, qual è stata la tua impressione del Basta Euro Tour a Genova? Sicuramente un successo su tutta la linea. Bello come sempre sentire Salvini, bello ascoltare anche le tematiche sull'euro, perché credo che se alla gente viene spiegato il come uscire dall'euro, la gente capisce. Forse gli italiani sono stufi di non arrivare a fine mese e non riuscire neanche a mantenere dignitosamente i propri figli. Lasciamo perdere i centri sociali all'entrata, perché vabbè, questa è stata veramente una nota ridicola, che però c'è stata, e anche i giornali che hanno preferito perdere tempo dietro i centri sociali piuttosto che valorizzare la presenza di Salvini a Genova, ma questa è abitudine dei nostri. Ma noi avevamo la Fontana Verde di Piazza dei Ferrari, straordinaria come accoglienza. E noi oggi ne approfitto, noi oggi siamo in piazza, ti sto chiamando dal banchetto che stiamo facendo sul mercato che c'è quotidianamente tutti i giovedì. Siamo qui a ascoltare i rapallesi, i problemi dei rapallesi, perché noi siamo in mezzo alla gente. Io come candidato voglio stare in mezzo alla gente e capire i problemi reali della gente, perché non ti nascondo che anche qui a Rapallo, nonostante sia una città turistica, è una città comunque considerata ancora ricca e benestante, anche qui la gente fa fatica a arrivare a fine mese. Quindi stiamo lavorando, stiamo ascoltando, stiamo proponendo il nostro programma. Esattamente dove vi trovate? Che qualcuno in ascolto magari viene a farvi visita, che via è? Siamo sul lungomare proprio, Vittorio Veneto, a metà del mercato, si vedono le bandiere dall'alto, quindi è venuta già tanta gente a farci visita, e soprattutto è venuta tanta gente a chiederci di firmare il referendum della Lega Nord. Ecco, anzi, questo è importantissimo, poi darò di in trasmissione anche l'elenco dei gazebo di questo prossimo fine settimana. Allora, poi noi abbiamo un importante appuntamento, avremo Salvini a Rapallo il 21 di maggio, poi daremo esattamente gli orari e il luogo, ma prendetene già nota. Quindi Salvini a Rapallo per dare insomma la finale alla tua campagna elettorale, perché insomma bisogna avere anche coraggio a presentarsi con la lista Lega da soli, ma sono veramente orgogliosa e fiera di voi militanti e tutte anche le persone non militanti che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi per la lista Lega a Rapallo. Quindi invito tutti gli ascoltatori
a promuovere le nostre liste e i nostri candidati sindaci in Liguria. Grazie. Tu tra l'altro hai molte conoscenze anche a Milano, quindi in qualche modo insomma devi essere sostenuto il più possibile. Grazie Sonia, grazie mille. Buon lavoro, Gabriele Vecchia, candidato sindaco della Lega Nord a Rapallo. Buona E giornata a dovremo tutti. concludere tra qualche istante con l'altro candidato sindaco della città importante, Sanremo. Sanremo è conosciutissima, si dice Sanremo è Sanremo, una città tra le più importanti della Liguria, un punto di riferimento anche per quanto riguarda la politica regionale, e anche qui la Lega Nord, assieme a una lista civica, ricostruiamo Sanremo contro tutti, contro il centrodestra, contro il nuovo centrodestra, contro la sinistra, tutti, perché vogliamo in quella città rimarcare la differenza. La Lega è la Lega, i nostri temi sono i nostri temi, e se abbiamo anche in collegamento con noi l'avvocato Davide Oddo, sentiremo dalla sua viva voce come si sta svolgendo la campagna elettorale a Sanremo. Pronto? Qualche istante, Sonia, veramente questione di pochi secondi perché è con noi, stiamo perfezionando alcuni dettagli. 20 secondi, Sonia. Bene, anche qui Salvini il 29 di aprile ha tenuto un suo comizio. Tra l'altro lì abbiamo voluto usare in piazza di fronte all'Ariston un palco, abbiamo allestito e poi abbiamo detto ma chissà cosa accadrà, e ci siamo ritrovati alle 6:30 una piazza piena come non vedevamo da tempo nella nostra Liguria, tutte persone che venivano a sentire cosa aveva da dire questo Matteo Salvini, e devo dire non si sono mossi, sono rimasti per 1 ora e mezza lì in piedi ad ascoltare le parole chiare, efficaci, dirette, comprensibili del nostro segretario federale. Io veramente, che dire, sorpresa, una sorpresa dietro l'altro, un territorio che sta di nuovo risvegliandosi sui temi leghisti, e questo fa certamente ben sperare per gli esiti delle elezioni europee e per le elezioni comunali in Liguria. Sentiamo se abbiamo in collegamento Davide Oddo. Sì, ci sono. Ciao Sonia. Buongiorno Davide Oddo, il nostro candidato sindaco. Io stavo anticipando agli ascoltatori come è andato il nostro comizio. Qui volevo però che fossi tu in collegamento, perché gli hai fatto anche una sorpresa a Salvini. Cioè, ti abbiamo visto quando siamo arrivati sul palco che suonavi. Sì, avevo voluto fare questa sorpresa, e credo che l'altra sorpresa piacevole sia stata la massiccia presenza di pubblico a questo evento, quindi significa che c'è grande attenzione per le proposte della Lega e del suo segretario. Ma allora, noi siamo lì, da soli, contro tutti, quindi è una campagna elettorale difficile, ma nello stesso tempo semplice, perché questa amministrazione uscente, che non ha neppure ricandidato il suo sindaco uscente, ha tante colpe da scontare, perché tra temi della sicurezza, l'invivibilità e la mancanza di progetti, argomenti ne hai. Ma guarda, io credo che noi abbiamo un argomento vincente da sempre, che noi siamo persone concrete, che sanno fare le cose e che poi oltre a dire appunto le fanno. Io ho sentito grandi sogni, chiacchiere da bar, ne ho sentite di tutti i colori in questi giorni, e devo dire, se posso fare a meno dell'umiltà che bisognerebbe avere, che le uniche proposte concrete le abbiamo fatte noi. Allora, racconta magari per i nostri ascoltatori. Tra l'altro molte persone che ci stanno ascoltando vengono spesso a Sanremo perché hanno la casa o perché vengono in vacanza, possono anche avere amicizie, quindi io penso che questo spazio in cui parliamo dei nostri candidati sindaci sia molto importante anche dal punto di vista elettorale. Ma guarda, una delle cose che sicuramente ha fatto molto clamore è una proposta che mi sono sentito di lanciare per il rilancio della Pigna. La Pigna, per chi non è di Sanremo, lo dico brevemente, è il nostro centro storico che risale al Medioevo, che è in stato d'abbandono ormai da tempo, preda di extracomunitari che delinquono, preda di degrado, di abbandono anche strutturale. Noi abbiamo detto una cosa che ha, ripeto, creato molto clamore e grande discussione, cioè di trasformare la Pigna dal problema di Sanremo nella maggiore attrattiva di Sanremo, cioè fare della Pigna un
modello di centro storico come abbiamo visto in altre località, quindi diventare proprio la ragione per la quale venire a Sanremo, e abbiamo anche studiato il modo tecnico per ottenere questo, cioè cercare di fare entrare l'impresa, quella sana, quella buona, che oltre a dare lavoro a chi dovrà fare queste opere, permetterà di effettuare un lavoro sinergico tra il turismo, l'urbanistica e l'imprenditoria. Dobbiamo anche ricordare, diciamo, che queste sono proposte concrete, perché tu personalmente, oltre ad essere un avvocato, quindi esperto, insomma, oltre ad avere la passione politica, mi senti forte e chiaro? Non mi senti e non mi vedi, perché non ti vedo? Erano gli anni gloriosi del Sanremo. Il ricordo che hai lasciato in quella città è ancora... Perché non ti vedo? Perché non ti vedo io? Insomma, non hai bisogno di presentarti quando giri in mezzo alle persone, perché l'amministrazione Lega del 93 fu una bella e efficace, seppur breve, esperienza amministrativa nella città di Sanremo, che dopo, da quel momento lì in poi, ha avuto continui disastri nelle varie amministrazioni. Ecco. A Genova, ti parliamo. Sì, devo dire che quando giro per la città, spesso in questi 20 anni ormai, la gente mi ha fermato, mi ha chiesto con la Lega di ripresentarmi, di rientrare a gestire questa città che da allora è veramente andata calando. Tra l'altro la cosa curiosa è che le cose che noi 20 anni fa avevamo proposto, alcune iniziate a realizzare, sono diventate via via le proposte e gli obiettivi di quelli che si sono succeduti, e hanno fatto questa trovata che bastava rinvenire leggendo il nostro programma di 20 anni fa, e che purtroppo non è ancora attuale, perché poi in realtà ha solo fatto chiacchiere, ma nessuno è stato capace di realizzare i nostri progetti e le nostre idee. Allora io, Davide, ti ringrazio per questo spazio tra un'udienza e l'altra, perché a noi a Sanremo hanno tolto pure il tribunale, per cui bisogna andare fino ad Imperia per le udienze, per ottenere giustizia, che è già lenta di per sé. In più ci tolgono i tribunali, noi siamo un estremo lembo di terra nel Ponente Ligure, che ormai ovviamente non ha più niente. Lo dicevo l'altro giorno, lo ricordavo a Salvini quando è venuto a trovarci sabato, che la provincia di Imperia ha chiuso anche l'ultima grande azienda, l'Agnesi. Praticamente sono rimaste 3 grandi aziende in Imperia, e l'Italia quando finiranno di tassare i cittadini, perché tra poco i cittadini che producono non ce ne saranno più dalle nostre parti, inizieranno a tassarsi tra di loro per mantenersi. Insomma, è una situazione veramente paradossale, è una terra splendida che sta lentamente morendo, ma noi ci crediamo ancora, Davide, con persone come te. Grazie, cercheremo di fare del nostro meglio come sempre. Buona giornata. Ecco, io ho voluto far conoscere meglio i nostri candidati sindaci, uno sforzo per presentare liste, candidati, veramente, ma noi dovevamo in questa tornata elettorale dimostrare che c'eravamo, eravamo presenti, e devo dire che le soddisfazioni fino ad oggi non sono mancate. Abbiamo poi ovviamente candidato un candidato libero, Francesco Bruzzone, e anche qui noi puntiamo molto sul fatto che la Liguria possa esprimere finalmente in tanti anni il parlamentare europeo, perché tante sono le problematiche che riguardano e interessano il territorio ligure, dal turismo, le infrastrutture, la pesca, e ce n'è di argomenti sempre trascurati dai grandi partiti che hanno espresso qua e là qualche sporadico parlamentare europeo ligure cambia sempre un tale comprato, sembra che abbia poco a fare se non una residenza temporanea, e quindi devo dire che la Liguria deve farsi sentire di più, e noi ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo la campagna referendaria, anche qui ventre a terra tutti i nostri militanti, dobbiamo assolutamente raggiungere il numero di firme che ci è stato assegnato, e quindi
avranno pazienza i nostri ascoltatori, oltre a dirgli di andare sempre a visitare il nostro sito www.leganordliguria.net, dove troveranno sempre l'aggiornamento sui gazebo. Ve ne dico qualcuno, perché insomma noi avremo molti gazebo a Ventimiglia dalle 9 alle 13 in Corso Repubblica, a San Bartolomeo al Mare dalle 10 alle 13 in via Roma, a Chiavari dalle 9 alle 12 in Viale Millo, a Borghetto Santo Spirito dalle 9 alle 19 presso la tabaccheria di via Aurelia, ad Albenga dalle 9 alle 18 in Corso Italia presso il point elettorale, a Savona dalle 15 alle 18 in Corso Italia, a Pietra Ligure dalle 9 alle 12 in Piazza a Cengio dalle 9 alle 12 in Piazza della Stazione, ad Arenzano dalle 9 alle 13 in via Bocca, ad Imperia dalle 8 alle 13 in via San Giovanni, alla Spezia dalle 15:30 alle 18:30 in Piazza Beverini, a Sarzana dalle 9 alle 13 in Piazza Matteotti, questo però avverrà domenica. Saremo presenti a distribuire anche i volantini in occasione della festa della mamma, perché ci teniamo anche noi a dire che noi vogliamo le mamme e non i genitori 1 e i genitori 2, e quindi anche qui la Lega Nord Liguria si farà sentire per dire un grazie a tutte le mamme del nostro paese. Lo sforzo è tanto, ma riteniamo che le battaglie portate avanti siano quelle giuste. Il basta euro, i librizzini basta euro, come uscire dall'incubo, stanno andando a ruba. Stamattina io ero a un gazebo in piazza Palermo, a Genova, e all'inizio noi abbiamo allestito il nostro banchetto, non si avvicinava nessuno, un po'. A un certo punto abbiamo rotto il ghiaccio e devo dire, donne sono venute a firmare, a parte forse a quell'ora sono più le donne che frequentano i mercati, ma arrivavano determinate, non c'era bisogno neanche di firmare. Io vi ringrazio veramente di cuore, perché sono le donne che hanno capito veramente l'importanza soprattutto del referendum contro la legge Fornero, perché è quella legge che ha ucciso la speranza, il futuro dei loro figli, dei loro nipoti, e le donne arrivano determinate, poi quando leggono anche gli altri referendum firmano tutto, perché effettivamente tutte loro hanno un figlio, un nipote che cerca lavoro, quando vedono che gli stranieri possono partecipare ai concorsi pubblici vorrebbero metterne 2 di firme, non una, quindi anche qui grande soddisfazione. Vedremo nei prossimi 15 giorni di essere presenti sempre di più con i nostri gazebo, ovviamente sabato ricordo, ma in Radio Padania certamente ogni piede sospinto si dirà, e c'è anche la raccolta firme per l'abrogazione della cancellazione del reato di immigrazione clandestina, che anche io nel mio piccolo ho contribuito a scrivere quando ero alla segreteria tecnica Maroni. Ci ho perso un po' di notte nell'elaborare di quella norma che ha un valore che va al di là della sanzione, perché c'è ancora qualcuno che dice per colpa del reato di immigrazione clandestina tutte le carceri sono piene di immigrati. È falso, dobbiamo dirlo a tutti, perché se ci sono degli extracomunitari in galera sono perché hanno commesso reati gravi che comportano la reclusione in carcere, perché il reato di immigrazione clandestina non prevedeva la reclusione, ma il reato di immigrazione clandestina è un presidio, è la difesa dei confini di una nazione, se vuole considerarla tale, e se tale. È un reato che è presente in tanti altri stati, Germania, Regno Unito, e che noi, con una superficialità ideologica, quelli che in questo momento sono al governo, e qui ce n'è per tutti, da destra a sinistra, hanno voluto cancellare. Perché l'unica cosa che riescono a fare quando governano questi di sinistra è, perché lì si trovano d'accordo, cancellare quello che buono ha fatto il governo dove dentro c'è la Lega. Lo sappiamo per la legge Biagi, la riforma delle pensioni fatta da Baroni, lo sappiamo per la riforma dello sminamento giudiziario fatta da Castelli, lo sappiamo per le norme del pacchetto sicurezza che hanno progressivamente cancellato. Insomma, le uniche cose sulle quali riescono a mettersi d'accordo è cancellare le norme valide ed efficaci che ha
contribuito a far diventare legge la Lega Nord. E cosa ci dobbiamo fare? Dobbiamo continuare così, non arrenderci, ma sempre essere in prima linea. E io devo ringraziare i leghisti liguri, i militanti, i sostenitori, quelli che in quest'ultimo anno hanno comunque tenuto duro in un momento difficile per la Lega, ma adesso l'aria è cambiata, le piazze le continuiamo a riempire giorno dopo giorno, e quindi devo dire che grazie al nostro segretario federale, grazie ai nostri presidenti di regione e grazie insomma al lavoro quotidiano di tutti quelli che si impegnano per la Lega, io in questo penso di aver esaurito il mio spazio, quello dedicato alla Lega Nord Liguria, e ringrazio tutti gli ascoltatori, quelli che ci salutano e quando ci incontrano. Devo dire che funziona la radio, si riconoscono anche solo quando saluti l'ascolto, è bello. E sapete che siamo noi della Lega. La radio, qua attacco il microfono. Saranno il 21 maggio, farà tutto un tour, un camper tour nel Levante, quindi partirà dalla Spezia, farà Sardana, farà l'uscita da là, a Rapallo, a Recco, avremo Maroni a Recco il 16 di maggio, avremo Tosi la prossima settimana, martedì mattina saremo, insomma anche i nostri leader vengono a trovarci e a darci forza. Noi teniamo i confini, la Liguria tiene i confini, quindi siamo importanti. Grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci e a risentirci giovedì prossimo, sempre dalle 12:15 alle 13 circa. Avete ascoltato Filo Diretto. Secondo può darsi che siano attaccati contrari rispetto al computer. No, devi fermare. La trasmissione è finita. Ok, fermano, che dopo mi ricollego. Ok. Potrebbe essere invertiti, Queste si chiamano manine Marcus. No, ma prova a vedere se senti. prova.